Come Lega Coop Veneto abbiamo voluto fortemente arrivare alla firma di questo protocollo d'intesa con CGIL, CISL e UIL, e lo abbiamo voluto fortemente perché riteniamo che la promozione dei workers buyout sia una promozione, come dire, di quelle che valgono, che hanno un valore aggiunto notevole rispetto a quella che è la nostra attività, e che appunto in una partnership, in una collaborazione strategica con le sigle sindacali, riteniamo possa avere tutte le potenzialità per incrociare crisi aziendali piuttosto che difficoltà sul ricambio generazionale delle imprese e arrivare a quelle soluzioni che già in altre occasioni abbiamo potuto dimostrare che consentono appunto la risoluzione di crisi importanti con la salvaguardia di posti di lavoro e di conseguenza con il mantenimento di presidi produttivi all'interno del nostro territorio. Gli obiettivi che ci poniamo con questo protocollo di intesa sono proprio questi e riteniamo che questa intesa raggiunta con le 3 sigle sindacali oggi rappresenti davvero un punto d'arrivo per certi versi, perché certifichiamo che c'è una comunione di intenti sui workers buyout che comprende noi e comprende anche le organizzazioni sindacali. Ma dall'altro è un punto di partenza, perché da questa firma, da questa sottoscrizione, può iniziare una collaborazione strategica che verrà resa e messa in pratica operativamente fin da subito, per cui ci sarà una fase di promozione del protocollo e ci sarà l'istituzione di un osservatorio che sarà composto da rappresentanti di Lega Coop Veneto e da rappresentanti di CGIL, CISL e UIL Veneto. E questo osservatorio avrà come compito quello di monitorare le varie situazioni di crisi aziendali in giro per il territorio e sottoporle all'attenzione dei soggetti che hanno stipulato questo protocollo d'intesa. Questi sono i fatti salienti, i contenuti salienti di questo documento. Ripeto, per Lega Coop Veneto è un traguardo importante ed è un'intesa, un punto di intesa raggiunto con le organizzazioni sindacali davvero significativo e lo riteniamo un elemento assolutamente strategico per la nostra associazione.